Eccoci qua insieme, cari telespettatori. Ci mancava di affrontare la questione del mondo dello spettacolo, perché è un settore produttivo rilevantissimo che coinvolge non pochi lavoratori, oltre che allietare il nostro tempo libero in vari sensi, anche in senso culturale, di approfondimento, oltre che semplice ricreativo, ma è molto molto importante. In altri paesi è seriamente preso in considerazione, stanno prendendo anche provvedimenti importanti e rilevanti per gli addetti ai lavori. Da noi sembra del tutto trascurato. Vabbè, non è l'unico ambito produttivo che sia trascurato dal governo, però anche loro ne stanno risentendo. Per parlare di questo siamo collegati con Marco Sartore, segretario AGIS, ovvero Mondo dello Spettacolo ma anche del Cinema, delle Tre Venezie. Grazie di essere qui con noi, segretario. Grazie a voi, buonasera. Allora, ci dica chi rappresenta, chi sono le persone coinvolte, gli operatori e i numeri del mondo dello spettacolo nell'ambito che lei rappresenta. Agis delle Tre Venezie rappresenta appunto tutto il mondo dello spettacolo, dal vivo e riprodotto, e quindi il teatro, le sale teatrali, le sale cinematografiche, le orchestre, le compagnie di danza, la musica, la concertistica. In Veneto questa realtà è particolarmente ricca. Il Veneto è la regione che ha due fondazioni lirico-sinfoniche, Arena e Fenice, che ha teatri di tradizione, che ha un'orchestra importante, e per poi allargarci anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia, dove ci sono altrettante istituzioni con grande storia e grande rilevanza artistica e culturale. Quindi sono ambiti anche produttivi di non poco conto. Assolutamente sì, è quella che in Europa viene chiamata industria culturale e creativa. Da noi è mondo dello spettacolo e purtroppo alle volte è considerato ancillare, se non addirittura marginale, quando si fanno analisi in termini economici. In realtà concorre a produrre il PIL della nazione e quindi nel nostro caso della regione. In Veneto possiamo dire che il peso del PIL dello spettacolo del Veneto è di circa il 10%. Caspita, non è poca cosa il 10%, eh? Direi di no, noi spesso siamo in rapporto, in stretta collaborazione con la Lombardia. Lombardia e Triveneto arrivano al 25-30% del fatturato delle imprese dello spettacolo italiane. C'è poi l'indotto che non è trascurabile, perché legato al mondo dello spettacolo c'è tutta una serie di attività produttive comunque rilevanti che vivono proprio perché vive il mondo dello spettacolo. Assolutamente sì, c'è tutta la componente delle maestranze. È chiaro che attorno allo spettacolo ci sono professionalità, ma questo vale sia per il cinema, per il teatro, per la musica classica, ma anche la musica dal vivo. È chiaro che c'è un mondo che si è bloccato, e forse in questo anticipo un po' la sua prossima domanda. Siamo stati i primi a fermarci in Veneto, dal 23 febbraio siamo fermi. Ecco, e tra l'altro, come sempre, per carità, non è che gli altri abbiano avuto delle date di ripresa, perché le date di ripresa ci sono state Pasquetta, 4 maggio, 18 maggio, 1 giugno, e non è vero niente, per cui tutti sono stati presi un po' in giro della grande beffa, però voi non avete proprio nessun tipo di preannuncio di programmazione, di ripresa strutturata con un certo tipo di vision, anche di strategie. Allora, fino adesso ci siamo leccati le ferite, stiamo raccogliendo dei dati, ma quello che possiamo dire è che questa chiusura ha prodotto fino ad oggi per il mondo delle sale cinematografiche almeno 7 milioni di danni, di mancati incassi, 7 milioni netti. A ciò aggiungasi una cifra altrettanto tra i 7 e i 10 milioni anche per lo spettacolo dal vivo. Ci siamo leccati le ferite e abbiamo cercato di mettere in sicurezza anche il nostro primo patrimonio aziendale, che è quello del personale. Sì. Quindi concentrati sugli ammortizzatori sociali, oggi il 95% delle nostre attività ha attivato fondi di integrazione salariale, cassa integrazione in deroga, per consentire ai lavoratori di avere le risorse per poter andare avanti. Adesso la fase 2 non ci coinvolge, se non qualche volta
quando sentiamo parlare di arene estive o ancor peggio, ahimè, di drive-in, ma magari anche qui anticipo la sua prossima domanda, e la fase 2 non ci coinvolge perché siamo consapevoli che per i cinema e per i teatri, per luoghi di aggregazione come questi, sarà solo una fase 3 che potrà vederci pronti a partire, anche se non sappiamo quando questa sarà posizionata. Noi confidiamo in settembre, noi vogliamo essere pronti per settembre, stiamo lavorando per ripartire a settembre. Sì, però voi avete un'interazione con il governo oppure no? Perché tanti pensavano per esempio di ripartire col 4 maggio e poi si sono trovati sconcertati da quello che è stato preannunciato. Se non vengono presi già dei provvedimenti perché le persone possano muoversi sul territorio, strutturarsi, organizzarsi, programmare, settembre è domani e manco le scuole ripartono, perché non so come pensano di farlo, francamente. Cioè avete un'interazione col governo, vi confrontate con delle parti per capire se hanno previsto qualche cosa? Certo, Vi dicevo un piano, sì, non dico un piano di ripresa. Certo, Agis a livello nazionale è in costante rapporto col ministro Franceschini e con la direzione cinema e spettacolo dal vivo del ministero. Stiamo lavorando ai tavoli ai quali abbiamo partecipato fin dall'inizio con 2 grosse problematiche. Cercare di contribuire all'individuazione di quelli che saranno i protocolli di sanificazione e di gestione delle nostre attività. Il nostro timore è che i costi delle procedure e dei protocolli possano rendere insostenibile il conto economico. Quello che volevo chiederle è proprio questo. Perché sì. A parte le persone avranno anche meno soldi in tasca perché andando così le cose non ci sono grandi barlumi, ma il problema è che per le attività del settore diventa insostenibile il costo, a fronte anche di magari minor pubblico che può accedere per forza di cose, no? Questi spettacoli. Certo, l'ipotesi che stanno percorrendo la comunità scientifica, comunque i consulenti del governo, è quella di scaglionare i posti, quindi con questo sistema del droplet, del un posto sì e 2 no, quindi questo significa di fatto ridurre a 1/3 le capienze delle sale. Ridurre a 1/3 le capienze e al tempo stesso fare i conti con procedure che comunque sono onerose e fare i conti con un pubblico da recuperare, da, come dire, liberare dalla paura che questo terribile virus ha scaricato su tutti noi e al tempo stesso un pubblico che avrà meno capacità di spesa. Questi sono i corni del problema e trovare l'equilibrio tra questi aspetti sarà difficilissimo. Quello che abbiamo proposto al governo, che ha già stanziato un fondo straordinario di 130 milioni di euro, che purtroppo però si sono già dimostrati insufficienti, ma anche alle regioni e alle province autonome del nostro territorio, abbiamo proposto un fondo e un piano triennale. Le sale cinematografiche e teatrali sono luoghi di riflessione collettiva e quindi saranno fondamentali per contribuire allo Stato una ripartenza, una ricostruzione del nostro paese, del tessuto delle relazioni nel nostro paese. Ecco perché non sarà sufficiente il 2021, ci vorrà un piano triennale per il quale abbiamo chiesto un fondo di sussistenza per evitare che gli anelli più deboli del nostro settore debbano chiudere. Sarebbe una perdita enorme non solo per l'azienda in sé, ma proprio per l'intera comunità cittadina, regionale e nazionale. Ecco, però intanto la stagione estiva così viene bruciata completamente, che sarebbe quella dove c'è maggior fattibilità per attuare un certo tipo di inizio di ripresa di questi lavori. Certo, e questo è veramente molto triste da parte nostra perché il 2020 era partito con i migliori auspici, il film di Zalone che aveva, come dire, rilanciato il consumo di cinema in sala, era stato veramente il miglior modo per ripartire ed eravamo pronti ad affrontare l'estate con il progetto sostenuto dal Ministero di Movement, cioè un progetto triennale dove a partire dalle major company, cioè i produttori americani, erano pronti a far uscire sul mercato anche in Italia per la prima volta grossi titoli blockbuster.
È chiaro che in questo momento si è fermato tutto, adesso si sta parlando di palliativi perché Sì. l'arena estiva, ripeto, io non voglio neanche parlare di drive-in perché è una cosa che ha anche un po' irritato la categoria, è un po' una boutade che si sgonfierà da sé. L'arena ha sempre avuto una sua storia, una sua dimensione, ma stiamo parlando di un'attività marginale rispetto all'industria del cinema che vive grazie alle sale al chiuso, non vive perché esistono le arene. Assolutamente sì. Secondo lei i provvedimenti presi fino ad ora sono stati anche per lei deludenti, per gli addetti ai lavori, poi tra l'altro le famose 600 euro che per moltissimi del vostro settore non saranno rinnovate, come per tantissime altre categorie produttive, per carità, per cui sono stati solo un fuoco di paglia, oppure ci sono provvedimenti che sono stati di supporto? Le altre categorie non Allora, sono soddisfatte, le dico, con lo stato dell'arte degli altri, magari per voi. il Ministero e il Governo possiamo dire che ha iniziato un percorso teso a sostenere il comparto, quindi la via è tracciata. Quello che nel nostro paese si fa molta fatica a fare è azioni coordinate. Quindi le regioni tendono ad andare in ordine sparso. Noi nel Triveneto sperimentiamo una regione a statuto ordinario, una regione a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia, 2 province autonome. Non è solo una questione di disponibilità di risorse, alle volte è anche una questione di prassi politiche, di prassi amministrative, ci sono difformità. Noi chiediamo in tutte le sedi fondi di sostegno e liquidità vera, perché anche il fondo liquidità al di sopra dei 25.000 euro, Sì. il cui accesso è possibile a tutti, al di sopra per aziende che magari hanno mutui più importanti e che hanno in questo momento bisogno di liquidità per far fronte a scadenze che sono state magari prorogate, pensiamo a IMU, pensiamo alle tasse locali, sulle quali abbiamo aperto un'azione con l'ANCI regionale per cercare di ottenere degli sgravi. E se durante il periodo di chiusura non si sono prodotte, che ne so, semplicemente rifiuti, sarebbe giusto che la tassa corrispondente venisse sgravata banalmente. Va proprio costruito un piano complessivo di sostegno alle nostre strutture, riconoscendo ad esse il valore che queste hanno all'interno della collettività e della società. Senza che questo venga fatto c'è veramente il serio rischio che possano chiudere le nostre attività. Ecco, infatti questo volevo dire, ci sono delle aziende, dei settori, delle aziende del vostro settore che rischiano la chiusura? Ma sì, noi abbiamo nel Veneto circa 130 sale cinematografiche, gli schermi sono di più perché le 130 sono le strutture. Andiamo però dalla piccola sala nel paese di 20.000 abitanti alla grande struttura nel capoluogo di provincia. Le grandi strutture alle volte appartengono anche a gruppi internazionali e quindi hanno magari margini di ammortamento delle proprie perdite un po' più elastici. Le strutture più piccole, le sale di prossimità, anche le sale della comunità ecclesiale, cioè le sale delle parrocchie, i cosiddetti cinema parrocchiali, che svolgono una funzione fondamentale in termini anche di educazione al linguaggio cinematografico, sono gli anelli più deboli, sono i più fragili. Il teatro lo stesso, il teatro, lo spettacolo dal vivo, è vero, rispetto al cinema che è più impresa e che è più profit, gode di contributi pubblici, ma ci terrorizza l'idea di un 2021 con una contrazione che sarà necessariamente generalizzata di tutto l'intervento pubblico. E quindi in un momento in cui non si sta producendo, non c'è attività e ci avviciniamo a un 2021 con presagi veramente preoccupanti, quello che chiediamo è di non essere lasciati soli. Non possiamo permetterci di perdere nessuno dei nostri luoghi. Assolutamente, questo sì. Cos'è la prima cosa che lei si auspica possa essere fatta come provvedimento? Qual è? Perché abbiamo già... Sicuramente
Sicuramente l'individuazione di un fondo straordinario in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, a Trento, a Bolzano, un fondo straordinario per il sostegno delle imprese dello spettacolo, un fondo quasi di solidarietà che sappia in maniera anche flessibile, elastica, intervenire nel momento adesso dell'emergenza per consentire la ripartenza, anche con modalità che possono incontrare la domanda, e cioè, mi spiego meglio, se la famiglia, se lo spettatore avrà problemi di reddito, individuare quelli che potrebbero essere dei voucher culturali sostenuti dall'ente territoriale potrebbe favorire comunque il consumo di cinema e di teatro e di musica. Chiaro. E poi la detassazione, una riduzione dell'IVA, la riduzione delle imposte locali. Abbiamo bisogno di tutte le formule possibili per ridurre il peso dei costi e degli oneri, per tenere sulla linea del galleggiamento queste imprese, che sono fragilissime, perché attenzione, non sono patrimonializzate. Altre imprese hanno del patrimonio che consente di allontanare il punto di rottura. Noi abbiamo imprese, soprattutto nello spettacolo vivo, non patrimonializzate, e quindi alla prima crisi c'è il rischio che il punto di non ritorno si verifichi immediatamente. Chiaro. Io devo lasciarla, siamo arrivati alla pubblicità. Le auguro buon lavoro, naturalmente, ci riaggiorneremo, speriamo che le cose possano migliorare, nonostante i presupposti non ci siano, perché nel DPCM preannunciato nulla di nuovo, anzi sembra un rinnovo del precedente. Detto questo, lascio voi telespettatori alla pubblicità, poi noi ritorniamo ancora insieme con i nostri approfondimenti. Grazie, arrivederci.